siamo il primo buyout dopo la crisi del 2010, credo a livello nazionale, e il primo indubbiamente a livello industriale. Dopo la rabbia per la fine di quello che era il nostro lavoro, l'abbiamo visto come lo spiraglio per andare avanti, per avere un lavoro e per vedere il futuro. Abbiamo pensato di legarci a Legacoop, poi ci ha accompagnato ovviamente, una volta che abbiamo deciso, nello sviluppo di tutti gli aspetti, sia burocratici, sia anche di reperimento dei fondi, cioè di relazioni con le banche, dove noi eravamo un po' carenti, e ci ha affiancato ovviamente un tutor per i primi 2 anni. Nei primi 3 anni abbiamo lavorato per ricostruire un po' la rete commerciale, riprendere i contatti con i clienti, con i fornitori, rimetterci un po' sul mercato. Un'azienda che aveva pochi investimenti strutturali, pochi investimenti in tecnologia, era un'azienda un po' vecchia, per cui tutti i primi 9 anni sono stati nel puntare a riammodernare. Il nostro territorio non è un territorio ricco, purtroppo. Non sarebbe facile trovare lavoro altrove. Questa era l'opportunità per rimetterci in gioco, per non disperdere le nostre conoscenze e poter veramente dire: siamo padroni del nostro destino in questo momento, tocca a noi decidere se andare avanti o fermarci, e noi abbiamo deciso di andare avanti. Questa società cooperativa, per nascere, naturalmente ha dovuto preparare un progetto concreto che si basava sui numeri e non solo sulla nostra volontà. E quindi c'è stato un programma economico molto preciso, molto studiato, seguito e alla fine approvato da Legacoop Veneto e da tutti gli organismi che hanno partecipato a questo progetto e che ci hanno aiutato a portarlo in porto. E poi, sì, al di là del romanticismo, c'è un lavoro serio dietro. Legacoop è stata una figura importante in tutto questo, perché ci hanno guidato, ci hanno sostenuto con varie figure a seconda dei settori, ci sostiene, ci aiuta anche facendo formazione, quindi potendoci dare la possibilità di crescere come azienda anche proprio a livello specifico e quindi diventare un'azienda anche competitiva nel settore e pronta anche ai vari cambiamenti del mercato.